Allora, Franco Giuliani, numero 5 dietro la tua camiseta, e grande prestazione della squadra e grande ennesima prestazione di Franco Giuliani. Cosa devi dirti, Franco? Perché hai veramente giocato bene con tanta garra, come dite voi, no? Grazie. Bueno, ciao para tutti la gente. Parlo poco, Habla, habla, yo sí, un traduco. poquito. Por ahora contento y muy feliz por haber ganado, de vinto. Sì. Y bueno, nada, Ah, saludo para toda la gente de Montecchio che aiuta e accompagna tutto questo. sì, Franco praticamente dedichi la vittoria alla gente di Montecchio, vive per l'hockey. Nelle precedenti telecronache io ho ricordato tu vieni da San Juan, qui di San Juan hanno giocato Facu Posido, il Colo Vega che è amico di tuo fratello perché giocano a Valdagno. Raccontaci un po' San Juan, che città è, perché tutti i ragazzi che vengono qui a Montecchio mi chiedono ma San Juan dov'è, quante persone vivono, quanti giocano a hockey. Insomma, San Juan vive per l'hockey, giusto? Sí, San Juan aproximadamente 800 personas Sì, habitan y una ciudad bellísima, adesso con un gobierno che appoggia molto sì. il hockey, il deporte. Questo è importantissimo Per il per movimento. tutta la Per il- squadra, per tutto il desempeño de los jugadores. Ecco. Así que sí, contento y extrañando San Juan. Ormai da lassù in alto, quando prendi la pallina sulla stecca, ci aspettiamo sempre che tu faccia un tiro dei tuoi, perché ormai abbiamo capito che è il tuo forte tirare forte. Però oggi hai fatto 2 gol de cabeza, giusto? Di testa. Puoi raccontarci, puoi dirci cosa ti è passato quando hai tentato quel doppio tiro, insomma, che ha portato Montecchio prima sul 2-0 e poi sul 3-0, no? Primero estaba rabiato con el portero porque me había parado Eri el arrabbiato con il extremo, portiere perché aveva già parato. así que dije, adesso golo y golo. Y dopo nada, el fame de vincere, el fame De ganar, de ganar de ganar. siempre. Ok, Franco, muchas gracias. Buena suerte por el campeonato. Ok, Gracias, ciao, ciao Franco.